Inizia stasera 5 luglio alle ore 21 al Teatro dell'Efebo con Le Baccanti di Euripide la stagione 2025 del Teatro Classico e del Mito organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Le Baccanti, regia di Daniele Salvo, è un progetto di grande impatto scenico e artistico che presta particolare attenzione alla dimensione rituale, simbolica e drammatica del teatro, uno spettacolo che dopo l'esibizione di stasera alla cavea del Giardino Botanico si sposterà a Cipro per rappresentare l'Italia all'International Festival of Asian Greek Drama. Gli altri appuntamenti della rassegna del Teatro Classico e del Mito presentati nel corso della conferenza stampa al dottor Achille Contino il 12 giugno scorso sono: il prossimo 12 luglio Elena di Euripide, regia di Nicasio Anselmo. Il 19 luglio Ovidio, il poeta relegato Metamorfosi dell'esilio, regia di Daniele Salvo con Ugo Pagliai. Il 31 luglio Anfitrione di Plauto, regia di Emanuele Soffrizzi. Il 2 agosto I Cavalieri, dalla regia di Cinzia Maccagnano. Il 13 agosto Il Pomo della Discordia, regia di Nicola Alberto Rofino. Altri appuntamenti in cartellone previsti sono quelli della rassegna del teatro d'autore e di musica il 5 agosto L'anno che verrà, un omaggio a Lucio Dalla, con il lirico siciliano Pier Davide Cartone. Il 16 agosto Il Berretto a Sonagli con Gianfranco Iannuzzo. Il 17 agosto Il Berretto a Sonagli in replica. Il 21 agosto Love Morricone dell'Associazione Coro Lirico Siciliano APS Teatri di Pietra. Il 23 agosto All'ombra del caos dalla regia di Orazio Torrisi. Il 26 agosto Amore e Psiche con Claudio Arrizzo, Elenia Costanza e Paolo Macedonio. Il 30 agosto è la volta del premio Caos Pippo Montalbano, Quadri di Olà di Mario Incudine, conclusione della settimana pirandelliana. Il 3 settembre Quasi Papa dalla regia di Antonella Lobianco. Il 12 settembre L'altro figlio dell'Associazione Concordia. Il 14 settembre Colonne Sinfoniche 2025 dell'Accademia Musicale Free Melody. Il 20 settembre si concluderà con la mostra a cura dell'Associazione Concordia. I biglietti disponibili potranno essere acquistati direttamente sul sito www.giardinoefebo.it o al box office di Via Emera.